tiene la Sandler, tiro! Va a tirarsi. Tiene la Sandler, tiro! Va a tirarsi Camilla! Gola! Viola ed è l'altra! Camilla! Al centro! Subito al centro! Chiose! Dei! Tiro ed è lui! Zocchi! Zocchi! Signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti dal Palaprata da Roberto Bertolo e da Alessio Tellan. Buonasera, buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti a questa che è la quarta giornata del Girone C Serie B di calcio. 5 è il classico testa-coda che è sempre sognato da qualunque squadra quando lo gioca da capoclassifica, un po' meno da quando non è capoclassifica, quando è la coda, ma quest'oggi avremo da divertirsi, vero Alessio? Assolutamente sì, una partita che si presenta da sola per quanto riguarda la classifica. È chiaro che poi dopo ci sono in gioco altri tipi di pressione, altri tipi di tensione, dove il Padova, che giocherà oggi in trasferta al Palaprata, cercherà di provare a fare il colpaccio, mentre il Prata al Palaprata non può ovviamente permettersi passi falsi, anche se comunque è iniziato questo campionato nel migliore dei modi per i gialloneri: 3 partite, 3 vittorie. Ecco, cerchiamo sempre che non ci sia il rischio di distrazione, perché quando la partita sembra facile anche la concentrazione in campo magari viene meno. Adesso con l'aiuto della regia andiamo a leggere le formazioni che giocheranno quest'oggi qui al Palaprata. Iniziamo con il Padova, con numero 1 Feravati Daniele, numero 2 Varotto Marco, numero 3 Paolino Cabral Daniel, numero 4 Tumiati Leonardo, 5 Zanin Andrea, 6 Simonetti Mattia, 7 Coledan Matteo, 7 Luca Juan Esteban, 9 Manzali Carvalho De Nilsson, 10 Zanardo Alessio, 11 Yabre Hamza Mohamed, 12 Mingardo Emilio, allenati da Zanella Simone. Per quanto riguarda il Maccan Prata, ritorna con numero 2 Hamza Houdac,
il numero 4 Joao Pedro Guandelin, con il 5 Simone Zecchinello ad inaugurare la triade dei Simoni, con Simone Azzalin numero 7 e il numero 9 Simone De Poli, il capitano numero 10 Andrea Buriola, numero 12 portiere Marco Boin, 15 Oscar Spatafora, numero 16 Federico Marcasin, numero 17 Douglas Alvaralhao, numero 20 Raffaele Contin, numero 22 Davide Zecchinello, allenatore Marco Sbisà. Ecco, una formazione dove rientrano i nostri brasiliani, è assente, il grande assente Stendler Thielen, perché è diventato papà di Stendler Vita e quindi oggi andava a portare a casa la bimba e gli è stato giustamente concesso una giornata di ferie pagate per questo bellissimo evento, questo fiocco rosa che va ad allietare lo spogliatoio del Macan Prata Calcio a 5. Il Padova invece è una storia non molto lunga, ma una storia comunque di diversi successi. Assolutamente sì, con un Padova che però quest'anno ritorna, diciamo, nel campionato di Serie B dopo la C1. Volevo spendere anche alcune parole per Thielen Stender, a cui vanno i migliori auguri a lui e tutta la sua famiglia. Per lui un mese piuttosto importante, ormai un punto di sicurezza del Maccan Prata, con Stender che è capocannoniere, autore di 4 gol nelle prime 3 partite, di cui la tripletta nella prima in casa che abbiamo commentato 2 settimane fa, i 3 gol che hanno lanciato il Maccan Prata al successo contro i Miti Vicinalis, partita finita per 4-1. Quindi oggi mancherà Thielen Stender, mancheranno anche Gabriele Azzalin e Chinellato. In compenso il Maccan Prata recupera Hamza Oudac, assente dalla prima giornata. Tra l'altro nella trasferta di Cornedo è stato lui anche a segnare il primo gol della partita e il primo gol di questa stagione. Ecco, se vogliamo dare uno sguardo alle altre partite, perché noi giochiamo sempre con un'ora di ritardo. Futsal Cornedo TM Gran Giorgione 2-0, c'è la pubblicità. C'era Canottieri Palmanova, ti posso dire che il Palmanova stava vincendo con i Canottieri. Sì, 2-1. 2-1, ok. Il Gifema Sedico sul Futsal Giorgione 2-1. Isola Pordenone 0-1, il Pordenone sta vincendo in trasferta. Gol di Grigolon. Tra l'altro ci segnalano che è finita a Cornedo, quindi Cornedo batte Triem Gran Giorgione 2-0 e ti correggo, Udine City Sedico 1-1. Invece il Gifema contro il Futsal Giorgione 2-1. Noi giochiamo con un'ora di ritardo, noi siamo il classico posticipo. Parlare di un'ora di ritardo oggi, visto che domani c'è anche l'ora solare. Esatto, quindi noi siamo il classico posticipo, quindi quest'anno ci vedete alle 17 qui in diretta su tutti i canali social, Facebook, Facebook, YouTube e il canale Teleantenna, il canale 647 del 647 disponibile per l'FVG. E tra l'altro oggi riposa il Miti Vicinalis. Quest'anno, a differenza degli anni scorsi, abbiamo squadre dispari nel girone, quindi abbiamo a turno una che riposa. Abbiamo detto appunto che sarà il Maccan Prata l'ultima della serie a concedersi questa siesta e prima di allora dovrà fare una lunghissima tirata. Allora, c'è stato un grande successo nella prima partita in casa, dove abbiamo inaugurato l'MVP, il miglior giocatore della partita, Most Valuable Player, che quella volta è andato a Stendler Thielen con quella tripletta, e non lo votiamo, non lo decidiamo noi, non lo decide la proprietà, lo decidete voi votando sul sito Facebook chi sarà il miglior MVP di Maccan Prata Padova, che non vale solo per il Maccan, vale anche per gli ospiti chiaramente del Padova. Le votazioni si svolgeranno solamente nel secondo tempo. Primo tempo avete modo di vedere come giocano e quant'altro, farvi un'idea, e poi nel secondo tempo votare l'MVP che vi sarà svelato negli ultimi 5 minuti. Quindi, come nelle grandi votazioni, nulla viene dato per scontato, non ci sono gli exit poll. Possiamo fare uno spoiler, però oggi non vince Stendler perché è a casa. Vabbè, altri MVP, è un MVP di famiglia. Ecco, altro grande assente oggi è Azzalin Gabriele, per qualche piccolo malanno, qualche piccolo disturbo muscolare, ma lo vedremo in campo sicuramente la prossima settimana, quindi è solo un turno di riposo per il nostro portiere, alla grande sostituito, come abbiamo detto, da Boin Marco, che tra i pali insomma ha fatto la differenza più di qualche volta. Abbiamo dei grandi portieri, e avere un grande portiere è come avere un grande attaccante, perché
Spiegalo tu. Assolutamente sì, poi tra l'altro dal punto di vista statistico sta andando bene sia in attacco che in difesa, con 4 gol subiti nelle prime 3 partite, 2 nell'ultima in trasferta contro la TM Gran Giorgione, però ben 15 gol realizzati. Ecco, siamo ormai nelle fasi imminenti all'uscita dei giocatori, mancano poco più di mancano poco più di 5 minuti all'inizio dell'incontro. Abbiamo la classifica? Abbiamo la classifica, così diamo anche uno sguardo, l'abbiamo citata prima, la nostra regia è pronta con la classifica. Un attimo facciamo di loading, di caricamento. Il Maccan è in testa. Il Maccan è in testa a punteggio pieno. Tra l'altro stanno giocando anche le altre, quindi è una classifica che è provvisoria ovviamente, poi gli altri sono alla fine del primo tempo, dovrebbero iniziare il secondo, vediamo se... Sì, molte hanno già iniziato il secondo tempo. Ok, ringraziamo un attimo la regia anticipatamente per il servizio che ci farà in queste 2 ore di partita. Non è ancora un piccolo problema tecnico, va bene, non Okay. importa, la classifica ve la leggiamo perché ce l'abbiamo comunque pronta in testa. In questo momento in testa il Palmanova che ha 10 punti con 3 vittorie e una sconfitta, però chiaramente una partita in più. Al secondo posto Maccan e Pordenone. C'è un quartetto friulano in testa. E non male, perché è un girone composto praticamente da venete, 9 su 13 venete, 4 friulane in testa, molto bene. Palmanova, Maccan, Pordenone e Udine City lì nell'arco di 2 punti in questo momento, ma noi dobbiamo ancora giocare, una partita da giocare quest'oggi. Assolutamente, c'è anche un'altra classifica più parziale che è quella dei marcatori del Prato. Abbiamo detto appunto in testa Tilen Stender con 4 reti, seguito da Davide Zecchinello con 3 centri, 2 gol per Douglas, uno al Cornedo e uno al TM Gran Giorgione, le 2 trasferte, e poi via via gli altri con un gol: Capitan Buriola, Contin, Quinellato, Guandeline, Oudaz e Marco Boin, che da portiere anche mi ha fatto una marcatura. È un punto di riferimento anche lui. Sì. Siamo quasi a inizio partita, mancava da dire gli arbitri: Guadagnini di Castelfranco Veneto e Ciriotto di Treviso, il cronometrista è Grossutti di Udine. Vediamo, e lo potete vedere anche voi da casa, dal computer, dalla televisione, dal telefonino, dallo smartphone eccetera eccetera, che lo spogliatoio, la porta dello spogliatoio del Padova è aperta, maglia rossa con i numeri bianchi per la formazione ospite allenata da Simone Zanella. È ancora in attesa la formazione di casa del Maccan Prata, però troviamo all'interno del campo, all'interno del parquet, il pallone che darà inizio alla gara tra qualche minuto, con sotto ovviamente lo stemma giallo-nero del Maccan Prata e dietro l'incoraggiamento lo striscione Forza Ragazzi del Maccan Prata. Ci appelliamo anche noi: forza ragazzi, Maccan Prata, 3 punti da conquistare sul parquet oggi al Palaprata nella 4ª giornata del campionato di Serie B, la seconda in casa per il Prata. Che partita sarà? Come detto, la classifica parla chiaro, però ovviamente bisogna poi mostrare il proprio valore, anche perché, come tu ricordi bene Roberto, nell'altra partita in casa contro il Miti Vicinali spronti via 15 secondi di vantaggio del Miti Vicinali, poi dopo, certo, nel corso del tempo il Maccan è riuscito a ritrovare la serenità, e questa è una cosa importante, perché certo, inizi, vai subito in svantaggio, possono esserci reazioni diverse. All'Allegri, Halma. Magari con risultati migliori della squadra di Allegri, ma questo è un altro discorso. Musetto corto, noi sediamo col musetto lungo come l'ultima partita. D'altronde l'ultima partita 4-1 nel primo tempo, 7-2. Come mai nel secondo tempo un gol in meno? Cioè, come mai? Processo al campionato. Processo, come mai questa grande crisi nel secondo tempo? Stanno uscendo le squadre tecniche. Intanto io vorrei ringraziare a nome di tutta quanta la società i numerosissimi sponsor che vedete scorrere in basso sullo schermo, che sono sempre il punto di riferimento qui del Maccan Prata Calcio 5, sono il punto di riferimento di tutta la società che va dalla Serie B fin giù fino ai l'Under 19, l'Under 17, i 15 e più, i giovanissimi e i primi calci. Gli sponsor, l'infa vitale del nostro sport, l'infa vitale di questo Maccan Prata Calcio 5, che negli anni ha fatto altro che crescere, credendo in maniera fondamentale in quello che è
il nostro sport. Lo dici tu o lo dico io? Vuoi dirlo pure tu, sì. Sì, vogliamo comunque oggi ricordare è stato un grande dirigente del McCann, Alessio, il cognome me lo ricordo. Alessio Fedrigo, tra l'altro grande dirigente anche del McCann Prata, era arrivato in società nel 2014 e è cresciuto molto il McCann Prata con lui, e già nel 2017 il McCann gli ha dedicato la storica vittoria del campionato di Serie C1, e ovviamente verrà dedicato un pensiero a lui anche in avvio della partita, e quindi tra pochi secondi ci sarà appunto questo tributo. Infatti è venuto a mancare per un male incurabile, giovane, meno di 50 anni per Alessio. La discesa in campo. E con l'applauso del Palaprata e degli amici collegati da casa, la discesa in campo delle due formazioni. Alla nostra sinistra in maglia rossa il Padova Calcio 5, alla nostra destra in maglia giallo-nera il McCann Prata Calcio 5. Dirige l'incontro il primo arbitro signor Guadagnini Andrea di Castelfranco Veneto, il secondo arbitro Girotto Daniele Marco di Treviso e il cronometrista Grossutti Andrea di Udine. Ecco le due formazioni che si stanno schierando. Il Padova ha già fatto la foto. Con la foto, il McCann probabilmente no, ci sono i giocatori in campo, però come abbiamo detto appunto ci sarà il minuto di raccoglimento in memoria di Alessio Federico. Tra l'altro mister Sbisa lo conosceva già dai tempi della New Team. Osserviamo ora un minuto di raccoglimento in memoria di Alessio Federico, dirigente del calcio 5, prematuramente scomparso. Grazie a tutti. Uno stimolo in più sicuramente per il McCann Prata, che adesso è in campo con primi 5 Davide Zecchinello, il Busta Contin, poi ovviamente l'abbiamo elogiato prima ampiamente il portiere Marco Boin, e poi a completare il quintetto Oscar Spatafora e Douglas a completare questo quintetto. Eccoci siamo ormai pronti con il Padova che darà il via. Sulla palla Zanardo Alessio, ce l'ho di schiena. Tra l'altro in gol nella partita precedente, persa però dal Padova in casa con un'altra friulana, l'Udine City, 2-4, gol di Zanardo e di un certo Manzali. Via, si parte! È partito il Padova con Iabre che manovra per Zanardo. Questi scambi di avvio partita. Zanardo, giocatore da monitorare, così come l'universale Iabre. Iniziamo subito a far pressing, in alto, in avanti con Tin. Il primo pallone toccato da Christopher Dozzi, il fotografo, in maniera involontaria. Rimesso laterale per il McCann, che quindi prova questo primo attacco. Davide Zecchinello
allarga, Spatafora, riceve, prova ancora dietro, attenzione a questo tentativo da parte di Douglas. L'ha provato, ha provato a prendere le misure, ha provato a prendere quello che è la distanza della porta. Speriamo che queste misure le vada a sistemare subito. Jabre a destra per Zanardo che deve provare per Manzali, calcia addosso Douglas, poi la palla esce, rimessa laterale in favore del Padova. Ancora Manzali, altro giocatore di grande esperienza per il Padova, così come Jabre. Attenti a quei due. Oltre a loro due il Padova ha anche tanti giocatori giovani. Attenzione Jabre, il tiro e Muratto, attenzione, poi ci prova Zanardo, palla fuori. Abbiamo rischiato nuovamente i secondi, non ero 17, erano qualcuno in più. Esatto. Abbiamo rischiato di prendercelo di nuovo. In maniera anche un po' casuale, diciamo, con un tiro deviato della difesa, però un gol può nascere anche da qualche palla sporca, ecco. Ecco, rimbalzi su rimbalzi. Può provare. Ok, Spatafora diciamo a impostare. Verrà ancora, prova il tentativo e Jabre invece è lì dietro, quindi fa buona guardia, quindi rimessa laterale ancora per il McCann Prata, è battuta da Douglas sulla sinistra, l'arbitro che chiama appunto i giocatori, palla ancora al McCann Prata, Spatafora si parte da dietro, ritmi sostanzialmente medi, anche se dopo un minuto è difficile analizzare la partita, ci vorrà ovviamente qualche secondo in più, qualche minuto in più per vedere chi controlla la partita e con quale ritmo. Douglas allarga a destra per Zecchinello, ancora Douglas, prova il tacco per Spatafora, ancora Douglas, ma Camprata che tiene il pallone, che prova ad avvicinarsi. Douglas ancora questo triangolo continuo, Spatafora avanza, Douglas da sinistra, Douglas prova la finta, prova ad avvicinarsi, Douglas il tiro, non fa male. No, non fa male, però l'atteggiamento della squadra c'è, insomma, subito all'attacco, subito a spingere, subito a provare dalla lunga distanza. Zanardo, Jabre si allunga troppo il pallone, buono per il Prata, palla presa da Boin che quindi rilancia corto per Spatafora, Davide Zecchinello sulla sinistra, allarga dall'altra parte per Contina, ancora Douglas, ma Camprata in manovra e in maniera abbastanza efficace, anche se qua bisogna ripartire all'indietro, e come hanno detto l'arbitro fischia. Quindi in questo caso erroraccio, questo calcio di punizione al limite per il Padova, affidata ai piedi di probabilmente dico Manzali, ma d'altronde Boin ha scelto la soluzione, il male minore, la palla era filtrata e lui se l'è trovata tra le gambe e non poteva fare altrimenti che rilanciarla, non poteva certamente lasciarla andare in porta, solo che questa posizione, questo calcio di punizione da lì insomma. Attenzione agli Jabre, però probabilmente penso Manzali, a meno che non ci sia uno schema. Vediamo, attimi di tensione, Manzali l'ha chiusa, gli ha chiuso la saracinesca Boin, gli ha chiuso proprio davanti con due gambe. Sì, un tentativo abbastanza delicato da parte del Padova di fermare, un tentativo rasoterra ben vigilato dalla difesa, e Manzali un giocatore di grandissima esperienza, classe 1977. Però adesso parliamo del McCann, Davide Zecchinello, Contin, Spatafora a impostare, movimento continuo del Prata alla ricerca di qualche spazio, alla ricerca di uno spiraglio o di una giocata vincente. Douglas, attenzione, questa potrebbe essere la giocata, va bene il primo, il secondo meno. Si chiude bene il Padova, sta chiudendo bene ogni varco in difesa. Stanno ragionando gli uomini di Sbisà a cercare dove poter entrare. Sempre Spatafora. Ancora rimessa laterale per McCann Prata, Spatafora in questa volta più vicino, attenzione, può essere il colpo di tacco, Douglas qua sbaglia tutto, potrebbe ripartire il Padova, un tentativo, attenzione poi questo spiovente di Boin a cercare Contin, nulla da fare, rimessa per il Padova. Dai, c'è da divertirsi anche oggi, c'è da divertirsi, sì. I ragazzi stanno lavorando di testa, e soprattutto su Jabre, tentativo bellissimo di Manzali, palla vicino al palo, ha fatto la barba al palo e alla traversa sul 7 in alto. Tra l'altro Manzali che si è distinto anche settimana scorsa per un Eurogol, poi rivelatosi inutile nel risultato contro l'Udine, però comunque ha timbrato, un giocatore abbiamo detto che ha viaggiato un po' in tutta Italia nell'ultima esperienza al Verona, e attenzione adesso al Padova che però riparte da dietro, Jabre, anche perché il McCann pressa molto bene e qui non ha la possibilità di avanzare,
qui Manzali cade, è pressato, calciato da dietro da Spadafora. Caduto di esperienza, assolutamente. Esatto. Ha aspettato il contatto con Spadafora. Punizione lunghissima, attenzione a Zecchinello che fa buona guardia. Zecchinello per Douglas, che però non riesce a controllare bene. Potrebbe rifarsi adesso Douglas, dovrebbe darla dietro e invece no, la tiene. E ancora qualche tentativo, poi dopo a sinistra per Davide Zecchinello. Douglas, Davide Zecchinello allarga a destra per Spadafora. Davide Zecchinello, un fraseggio molto lungo da parte della squadra allenata da Sbisa. Douglas che chiama il movimento, non riesce, rimessa laterale ancora per il Maccamprat. Infatti stava cercando Contin, un movimento, probabilmente i due non si sono capiti, non c'è stato il taglio, anche perché Contin è ben vigilato dalla difesa. Contin qua cade a terra, Douglas chiede il fallo e lo tiene. Esatto, questo fallo netto questa volta, una spinta su Douglas, una posizione abbastanza interessante. Stanno spingendo molto in questo momento, cominciano a spingere sull'acceleratore gli uomini di Sbisa, perché vogliono cominciare a capitalizzare quello che è il lavoro fin qui fatto in questo momento. Ricordo l'occasione per Contin poco fa e la controccasione per il Padova, che insomma, bisogna essere sportivi, sarebbe stato un bellissimo gol, solo che per noi è andato fuori. Vediamo Spadafora, tiro, una sassata respinta da parte del portiere Feverati. Un bel proiettile piazzato bene. Daniele Faverati non ci ha concesso la gioia di sentire il jingle del gol. Bello. Spadafora rimessa laterale, dall'altra parte potrebbe esserci subito il tiro per Douglas, che però pasticcia, rimedia Contin, ancora Spadafora. Zecchinello si riparte da voi. Intanto c'è un riscaldamento di alcuni giocatori del Maccamprat che li vediamo, però continuiamo a seguire l'azione. Zecchinello cerca verso il fondo Contin, che però si muove troppo tardi. Poi Manzali prima manda fuori, poi ha qualcosa da dire con il direttore di gara, probabilmente forse per il fallo di qualche istante fa. Forse Contin è arrivato un po' di... Zecchinello, Douglas, attenzione, potrebbe esserci una buona opportunità. Douglas, tiro! Ancora respinta di Feverati. Feverati è veramente... Feverati ancora veramente pronto su ogni giocata. Continuiamo a spingere in alto sulla tre quarti. Palla scodellata per Douglas, che cerca di tirare, ma poi qua prova il colpo di tacco, nulla da fare per il Padova. Zecchinello, questo pallone, un po' un rischio, però molto bravo Spadafora a dettare tempi, a mettere ordine alla squadra. Contin, Spadafora al centro. Zecchinello, ancora Spadafora, continua 1-2 tra i due giocatori. Douglas a sinistra che cerca di accentrarsi, Spadafora riceve bene, Spadafora a sinistro, il tiro respinto dalla difesa, ancora, attenzione che questa è una superiorità numerica. Douglas, la finta, Douglas a destra per Zecchinello, cerca in mezzo il tentativo, attenzione, c'è tentativo, calcio di rigore? No, non c'è niente, ha chiesto forse c'è stato forse si è lasciato, attenzione, si scaldano gli animi, ammonito Douglas, ammonito anche Iabre. C'era questo tentativo, probabilmente chiedeva qualcosa, subito animi caldi in questa partita. Sì, animi caldi, c'è stato quindi Douglas e Iabre, vediamo se Iabre, due grandi protagonisti già sulla corda. C'è stato quel fallo, vediamo se c'è, chiedeva il Maccan il fallo, però vediamo un attimo se la regia, attenzione all'arbitro che ha ancora qualcosa da dire, vediamo. Ci stanno scaldando gli animi, scaldando gli animi. Bisogna un attimino riabbassare i toni, perché altrimenti in panchina si rischia di fare qualche fallo di troppo e rimanere. C'è dalla panchina, si scalda, probabilmente ci si riferiva alla richiesta del fallo da parte del Maccamprat. Non abbiamo visto però il replay. Abbiamo visto che è andato giù Douglas, però non abbiamo visto se effettivamente c'è stato il contatto con questa palla che arrivava tesa da destra. Attenzione qui a Contin che da destra, Davide Zecchinello che però la tocca male, la controlla male, anzi, quindi palla sul fondo. Attenzione perché si sta scaldando un po' questa partita e non ci riferiamo alle temperature. Idea per Iabro, però troppo lunga, sembra un po' buttata via, un po' di cattiveria, un po' di assolutamente di nervosismo. Esce Contin ed entra Hamza Hogdac. Ritorna dopo un paio di settimane di stop per lui. Gli altri invece sono tutti, gli altri 4 sono tutti
sul parquet, quindi c'è stato solo questo cambio. Vediamo questo movimento. Udac prova questa sportellata con Simonetti, classe 2000, il numero 6 del Padova. Tanti giovani per la formazione veneta. Riparte dal portiere. Feverati è qui, è bravo Spatafora a leggere e ad anticipare le intenzioni di Varotto. Calcio d'angolo per la formazione patavina. Siamo arrivati al sesto minuto di gioco, 0-0 tra Maccan e Padova. Pareggio momentaneo anche dei falli 1-1 e anche dei cartellini. Douglas e Iabre. Attenzione, ci pensa Boin a evitare un ulteriore calcio d'angolo. Riparte Spatafora. Animi caldi come l'anno scorso con il Maniago. C'è un altro cambio volante, esce Spatafora appena giusto il tempo di fare l'assist, neanche di fare il tocco. Poi è entrato al suo posto Guandeline. Ancora Maccan Prata che cerca di far sua la partita, almeno per quanto riguarda il dominio territoriale. Si difende intelligentemente il Padova, prova a ripartire affidandosi alle intuizioni di Iabre, anzi ai lunghi lanci di Iabre e anche a qualche tentativo da parte di Manzali. Però ancora Prata con Douglas, tiro murato, ancora Prata con Udac. Sembra un assedio. Un assedio, esatto, un assedio. Douglas, Zecchinello, quattro fallo. E qui attenzione, l'arbitro va da Varotto. Sì, esatto, Varotto a fare fallo. Però nulla, non ci sono provvedimenti disciplinari. Esatto. Siamo in una posizione un po' angolata. Ancora Manzali che ha qualcosa da dire con il direttore. Entra The Captain, entra Buriola. Entra Buriola, esatto, il capitano. Al settimo minuto. Mentre Douglas prende un attimino le misure. Potrebbe essere un tiro molto angolato, ma probabilmente scaricherà il centro, vediamo. La mette in mezzo! No! Non ci credo! No! Incredibile! Incredibile! Intuizione di Douglas, Guandeline se l'aspettava? Probabilmente sì, però tiro che difficile spiegare come... Era un cucchiaio magnifico che è finito sulla traversa. Mojevacer cucchiaino. Padova a sinistra. Tentativo ribattuto, ancora Padova. Questo duello tra i numeri 4 e ancora se le fa, attenzione, poi va sul fondo. La palla era ampiamente fuori, non è riuscito a mantenerla in campo. Quindi si riparte, bellissima l'azione di prima, col gol che è mancato solo di un soffio. L'azione più importante, diciamo, di questi primi 8 minuti di partita. Si continua con l'assedio, con il Maccan sempre avanti. Buriola che sostituisce, tra virgolette, Spatafora. Douglas, bella questa intuizione da destra, però il tentativo da parte di Guandeline non va a buon fine. Mettiamo pressione, deve mandare in fondo Feverati, prendere spazio. Dobbiamo cercare di trovare in questo assedio la sportellata giusta per metterla in fondo alla rete. Douglas, Udac, continuo scambio orizzontale per Maccan Prata. Douglas che prova a fare qualcosa a sinistra, però a un certo punto sceglie, attenzione, questa è l'intuizione in tiro verso nessuno, però effettivamente c'era Udac che aveva cercato il suggerimento di Buriola. Cambio volante perché rientra Zanardo nel Padova e subito Zanardo palla al piede che prova a fare qualcosa a sinistra, bravo Buriola, attenzione contropiede, Udac allarga a sinistra per Douglas, le finte in mezzo, un tiro velenoso, Buriola potrebbe fare qualcosa, la da dietro, anzi a sinistra per Douglas da quella sua posizione, le finte di Douglas, il tiro deviato abilmente e rocciosamente, consentitemi l'avverbio, da Iabre. Sì, lì è un po' uno scontro tra titani, tra Douglas e Iabre, anche prima in caso nel fallo. Giocatore molto fisico, ma che sta facendo una grande partita Iabre. Attenzione a questo tentativo, altro muro di Iabre, non si passa in questi quasi 10 minuti di gioco. Mi ricorda un vecchio giocatore della Juventus, adesso mi sfugge il nome, che anche lui era massiccio, roccioso al centro del campo, dove... Attenzione, qui non si intendono, rimessa laterale comunque per il Maccan Prata, sì. Ci aveva provato a guastare le feste Varotto. Sì, non era arrivato in area e Boin non ha allungato la mano per prenderla fuori dalla propria pertinenza.
Barotto ci ha provato ma se l'è allungata troppo. Ci avviciniamo alla metà del primo tempo, ancora 0-0. Avevamo detto in avvio partita, no, di quelli che potevano essere i rischi di queste partite. Attenzione a questo tentativo da parte del Padova. Vai, bravo, ci mette contropiede. il contropiede però è lento in questo caso. Attenzione, Guandelina a cercare il Prata qua, rallentato. C'era la possibilità di un ampio contropiede. Avevamo le possibilità Di prendere le avanti, velocità con la assolutamente. superiorità numerica, invece qui è mancata la lucidità e quindi il Padova ha recuperato e ringraziato. Attenzione perché tra poco si realizzerà un cambio, dovrebbe, anzi senza dovrebbe, rientrerà Oscar Spatafora. Buriola ci mette la testa, poi il tentativo, una sassata di Zanardo, palla deviata, rimesso laterale per il Padova. Vediamo Spatafora e con la pettorina. È ancora fermo Spatafora. E sta facendo buona guardia il Padova, non sta concedendo spazi, sapeva che sarebbe stata... Iabro, tiro deviato e poi ci mette la manona Boin. Boin anche in questo caso fondamentale a proteggere i pali del McCann in una delle poche volte che il Padova si fa avanti, ma dobbiamo insistere per concretizzare. Attenzione, il Biro, cosa è beh. successo? Cosa è successo? Questa La regia, voglio l'intervento della regia, doppio Questa tentativo volta- del Padova. Questa volta il palo l'hanno preso loro, Mamma preso mia. loro e ci siamo salvati noi con un grandissimo Boin, un grandissimo Marco Boin che l'ha farata 3 volte in un colpo solo. E Mamma anche- mia, cosa ha beh, preso Boin, che occasionissima per il Padova. abbiamo pareggiato i pali. Sì. Ancora Ancora Prata. avanti il McCann, ancora Buriola, Iabre con Iabre non si fa. Iabre lì. Comunque effettivamente prima hai fatto un paragone interessante, quello della partita dell'anno scorso col Maniago, perché effettivamente ci sono molti paragoni e non mi riferisco al risultato, perché è una squadra molto giovane, il Padova, in classifica sicuramente penalizzata, però con 2-3 elementi di qualità e che dà il tutto per tutto, quindi il paragone effettivamente da questo punto di vista c'è. Continuiamo a giocare, continuiamo ad andare avanti, ma non riusciamo a trovare la maglia giusta per entrare nella difesa del Padova, che sinceramente si sta difendendo il Padova, lo scudo è il simbolo del Padova, e qua sullo scudo ci stanno mettendo anima e corpo gli uomini di Zanella. Spatafora, ancora Prata, Guandelina e la sassata, niente da fare, chiude le serrande. Varotto, rimessa laterale ancora per il Prata. Riprendiamo a giocare. Guandeline, Oudat sinistra, Oudat in movimento, il tiro deviato, rimesso laterale per il McCann Prata, si fa sentire il pubblico alla palla Prata in questa quarta giornata di campionato, la seconda in casa per il Prata, ad ancora 0-0. Si riparte con Spatafora. Ancora questi movimenti tra Spatafora e Guandelina a cercare Buriola, che questa volta si sposta sulla destra, mentre prima l'avevamo vista sulla sinistra. Guandelina con il tentativo di Oudat e Buriola che adesso va al centro, praticamente si fa tutte e 3 le fasce di campo. Guandeline da sinistra, lascia Buriola prova la finta alla larga destra dove c'è Oudat, Guandeline chiama il pallone, invece no, prova il tentativo Oudat, tiro murato, cambio, esce Varotto ed entra nel Padova il numero 7 Colledan. Cambio anche per il McCann, rientra dentro Zecchinello Davide. Ed esce Oudat. No. Attenzione anche a Contin che dovrebbe entrare tra poco. Ancora Buriola, muro, doppio muro. Buriola poi si fa sentire. Attenzione a questa palla persa da parte di Buriola. Il tentativo da parte di Tumiato. Intelligente qui il Spatafora. Sì. Spatafora l'ha recuperata, l'ha mandata in calcio d'angolo. Non ha atteso che gli sviluppi e ha messo in sicurezza l'azione precedente. Ripartiamo con un calcio d'angolo del Padova. Tutto chiuso, la palla che finisce fuori torna nelle nostre mani con Zecchinello. Chiamato il time out da parte del McCann Prata, eccolo lì, subito il time out inquadrato dalla nostra regia. E respiriamo un attimo, è stato veramente una gran parte di primo tempo, ancora 0-0 ma ad alti ritmi tra Prata e Padova. Sì, non c'è stato un attimo di respiro, Questo prima metà del primo tempo è stata intensa sotto tutti i punti di vista, un grande attacco del McCann, una grandissima difesa del Padova dove ha messo fuori il becco un paio di volte e sinceramente è arrivata molto vicina a quello che è lo sbloccare il risultato.
e adesso ci sarà Mr. Sbisa che riordinerà le idee in questo time out, darà modo di far capire ai ragazzi dove entrare, perché Sbisa ha una mente veramente molto molto attenta in quello che è il comportamento della squadra, sa analizzare benissimo la partita e anche adesso saprà dar modo ai ragazzi di muoversi per scardinare quella rocciosa difesa del Padova. Piccolo aggiornamento da Isola Vicentina, ha pareggiato l'Isola col Pordenone, quindi al momento 1-1 tra Isola e Pordenone. Torniamo in diretta su quello che è il nostro campo con la ripartenza da parte del McCann. Esce Buriola e è rientrato appunto Contin, anche Douglas. Siamo al quintetto iniziale. Buriola che si sbraccia, probabilmente sta caricando i suoi in panchina. È una partita che ha bisogno comunque della giusta carica. È chiaro, no? Quando le cose vanno bene, quando l'avversario che ti concede lo spazio, ti concede anche di segnare, va tutto bene. Quando invece l'avversario si chiude e qua rischia anche di far male, la partita cambia, no? Comunque, esatto. Al momento 0-0. Davide Zecchinello Contin in un fazzoletto per Douglas. Douglas, c'era Contin da questa parte che la chiamava. Douglas non è riuscito cominciano a pressare un po' alto il Padova. Zecchinello ancora, sì, anche questo da considerare, Roberto, come hai detto giustamente tu. Davide Zecchinello di prima intuizione per la palla che arriva a Contin, doppia deviazione. Ha fatto un po' di flipper tra gli avversari. Riprendiamo il gioco dalla tre quarti con Buriola. Il flipper mi fa venire in mente l'immagine, no, degli anni 90, no, della sala giochi, però effettivamente era così. Attenzione, Davide Zecchinello prova per centro, per il tentativo, spatafora, poi è stato attento Feverati, la lancia lunga su Boin, direttamente da portiere a portiere. E quindi adesso si cerca di avere un po' di calma. Colpo di tacco di Zecchinello a cercare Douglas a sinistra, a destra, però il Padova è attento, il Padova non lascia spazio in questi minuti, quindi ci vuole davvero qualche intuizione o anche qualche deviazione, perché se la difesa si chiude magari la palla va addosso a un difensore e ti può diventare una traiettoria improvvisa per il portiere. Regaliamo la palla, abbiamo regalato la palla in questo momento. C'è anche questo qualche tacco, no? Non dico a sorprendere, ma comunque a rimettere in gioco i compagni. Come in questo caso ci prova Guandeline, ma come hai detto tu, troppo lungo. Non ci poteva, non era Guandeline, ma Douglas non ci poteva arrivare il compagno. Girandola di cambi per tanto veloce non poteva arrivare a prendere la palla. Ecco Manzali ritornato in campo dopo qualche minuto di pausa. Tanti cambi da una parte e dall'altra. Continuiamo noi a pressare alto. Sbaglia il Padova, la rimettiamo velocemente. Patafora. Contin al centro per Zecchinello, potrebbe provare la conclusione, invece il tentativo è per Douglas che recupera, poi spazza laterale con le danne, rimessa laterale per il Parma. Visto in difficoltà, molto in difficoltà con le danne in quel momento lì, proprio la data via in affanno. Tiro una sassata. Presa veramente male. Ci si prova, ma questo non è il tiro per poter sbloccare il risultato. 7 minuti al termine di questo primo tempo, ancora 0-0 tra Prata e Padova. Douglas la blocca con professionismo. Zecchinello e anche in questo caso qua ci prova un'intuizione, un tentativo a cercare l'altro compagno, però non era arrivato Douglas, anzi era praticamente a metà campo, non ci sarebbe mai potuto arrivare il numero 17 del Prata. Lancio lungo. Boin. Tra l'altro dovrebbe iniziare tra poco il sondaggio del MVP e secondo me comunque, anzi non è ancora iniziato, però sicuramente per quanto visto finora del Prata bene Boin e anche Spatafora. Spatafora è un grande intervento da parte della difesa del Padova, mette la palla quasi in calcio d'angolo, rimessa laterale, di cui se ne occuperà lo stesso Oscar. Viene dato... È un calcio d'angolo, no, laterale, ok. Da fuori si muove Davide Zecchinello, però dietro c'è Audace, lancia, qua c'è il rischio perché Contin prova
a recuperare, chiede la rimessa laterale, no, rimessa laterale per il Padova. Chiamato il time out questa volta dal Padova, da Zanella Simone. Deve far questa volta lui rifiatare i suoi atleti. 6 minuti e 30 e qui ci sarà modo anche per Sbisà di dare informazioni ai propri ragazzi. Partita molto molto intensa. Vediamo se ci sono aggiornamenti dalle altre. Le altre si avviano quasi alla conclusione, però è ancora pareggio, ancora parità momentanea tra Isola e Pordenone. Poi abbiamo detto della vittoria del Cornedo sull'OTM Gran Giorgione. Il Palmanova stava vincendo, però non abbiamo ancora altri aggiornamenti, comunque ne daremo tra poco. Vi ricordo che questa partita la potete vedere sulla pagina Facebook Maccamprata, sul canale YouTube Maccamprata e anche sul canale 647 Teleantenna in Friuli Venezia Giulia. Riprende l'incontro con il Padova che ha la rimessa laterale. Manzali. Zanin, lancio lungo, palla fuori. Nulla da fare, sembra un po' una spazzata via più che un intervento. Sì, perché appunto il Padova sta reggendo molto bene dietro, prova qualche volta timidamente a farsi vedere con lanci lunghi, però in realtà il baricentro, il dominio territoriale dalla parte del Prata, che però in questo caso sbaglia la rimessa laterale, quindi manca anche un po' di lucidità nei passaggi. Manzali allora recupera in questa rimessa laterale. Palla addirittura al portiere Feverati. Vediamo se c'è un lancio lungo, ancora lancio lungo, è l'ennesimo da parte del Padova a cercare i giocatori in avanti, però non va a buon fine, buon per il Prata che adesso prova a impostare palla a terra. Douglas ancora per Davide Zecchinello, Douglas leggermente pressato, Zecchinello questa volta opta per Contini che ridà ancora Davide Zecchinello. Douglas, corridoio centrale, rallenta a destra, Zecchinello a destra ancora, Spatafora, attenzione a Spatafora che però viene trova diciamo non trova il varco perché c'è anche Douglas sulle sue parti. Spatafora, Zecchinello ancora, Douglas, Zecchinello, Douglas, un continuo Zecchinello, fase centrali per il Prato. Attenzione a Contin che cerca il pallone, poi lo perde, poi litiga sul pallone, guadagna il fallo, calcio di punizione per il Prato da posizione, si riparte da dietro, si riparte normale. Ecco, questo è interessante, terzo fallo, esatto Roberto. Per il Padova. Guarda questa posizione, Contin nel tiro, il portiere Feverati fa buona guardia. Guadagniamo il calcio d'angolo con Douglas. Calcio d'angolo. Palla in mezzo, Spatafora, l'arbitro ha fischiato. Cambio, entra Iabre, esce Zanin, però c'è anche un altro cambio per il Prata, esce Davide Zecchinello, entra Hamza Oudac. Torna Iabre. Qui c'è il Padova, bravo, Spatafora, attenzione a Manzali, ancora Spatafora, vigile, attento su questi giocatori che non vanno lasciati. Calcio d'angolo per il Padova. Prova dalla distanza. Attenzione, in questo caso qui si era fatto vedere Simonetti. Attenzione, potrebbe esserci Douglas tira su Iabre. Attenzione Iabre, è il movimento, la grande velocità di Iabre. Qui Douglas recupera, mamma mia cosa sta facendo Iabre. Però ecco, qui ha scelto la soluzione non migliore, perché era abbastanza intuibile il tentativo di Iabre, però ha fatto una grandissima progressione il giocatore del Padova. Ne ha di più il Iabre Hamza rispetto agli altri, ha più grinta, ne ha di più anche di mente, ha provato la soluzione veloce. Noi dobbiamo cercare di non farci trainare in questa rete per non andare in difficoltà come poc'anzi. Ripartiamo appunto con il Prata, Simone Zecchinello che fa il suo debutto in questa partita. Ok, ancora Douglas, Guandeline, Oudac, Simone Zecchinello, Guandeline, continuo possesso, attenzione, Douglas, ce la fa Douglas, e però c'è Iabre che con la punta della scarpa. Questa è una brutta palla, persa la palla, Douglas,
ancora Feverati con la manona a mandare in rimessa laterale, una delle grandi occasioni del primo tempo per il Prata. Insomma, qua c'è il MVP e ci sarà dura da scegliere, perché anche Feverati sta mettendo del suo. Douglas a destra, tentativo ancora al centro, Guandeline, tiro ancora che rimpiomba su Guandeline, poi viene mandato da parte di Colledan fuori, quindi rimessa laterale per il Prata. 3 minuti e 53 alla fine di questo primo tempo, ancora risultato Occhialuto 0-0. Si riparte dalle retrovie. 3 minuti e 50 ancora da giocare in questo primo tempo, vorremmo sbloccarla prima della pausa, sarebbe veramente anche psicologicamente molto importante andare in vantaggio. Bella questa scavalcata per Simone Zecchinello, Iabra, attenzione, Douglas che ci ha provato a ingannare Iabra, però la palla è uscita, quindi niente da fare. Sì, dicevamo, andare in vantaggio prima dell'intervallo sarebbe anche psicologicamente molto, molto importante, per dare stimolo ai ragazzi di capire da che parte far male al Padova che si sta difendendo veramente in modo esemplare. Qui allora il Padova ha perso palla, però sangue freddo di Zanardo che davvero pressato è riuscito comunque a tenere palla, poi vabbè l'ha persa e quindi rimessa laterale per il Prata da posizione verso il centrocampo. Douglas, poi c'è movimento da parte di Guandeline, ancora a destra per Udaz, Douglas, un continuo movimento a sinistra, potrebbe accentrarsi, ce l'ha fatta, Douglas, spara là, il tiro! Ed è Simone Zecchinello a sbancarla! Era entrato da qualche minuto Simone Zecchinello, appunto ha trovato il gol ribattendo a rete un tentativo sulla sinistra. Attenzione perché il Prata adesso è indemoniato, potrebbe anche farsi vedere, no, in questo caso perde qualche secondo per battere la rimessa, però sicuramente è un gol che carica il Prata. Sì. Anza Udaz a destra e il Prata che però rallenta. Udaz, qui il tiro è ribattuto da Manzari, rimessa per il Padova, il tiro bloccato, grande Boin in quasi due tempi. Douglas no, finisce fuori la palla. Serviva in questo momento andare in vantaggio per capire che comunque la difesa si può scardinare, per capire che comunque si può fare male. Attenzione, bella questa opportunità da parte di Zanardo, però anche in questo caso Boin ci ha messo il suo. L'ha messo lì, l'ha spizzata, ha messo la punta delle mani, si può dire neanche i guanti, perché non usa guanti Boin, e ha fermato l'azione del Padova che riparte. Rimessa laterale nuovamente per il Padova con Iabre sulla palla. Quindi tentativo per il Padova pericoloso, qua ci prova in due occasioni, Tumiati contropiede, Prata ancora, Udaz sulla sinistra, deve andare indietro, perde palla, prova a recuperare in qualche modo, bravo, altrettanto bravo Zanardo che lancia Tumiati contrastato, rimessa laterale per il Prata, per il Padova, esatto. Però comunque in tre sono andati su Audac, in tre, per cercare di fermarlo. Uno l'ha scavalcato, uno l'ha scavalcato del secondo. Iabre, tiro, e poi addirittura Douglas la calcia con un colpo di capoeira o qualcosa del genere, e quindi rimessa laterale per il Prata. Douglas, tra l'altro autore dell'assist che poi ha portato alla deviazione vincente da parte di Simone Zecchinello per il gol che ha sbloccato il risultato un minuto fa al Pala Prata. Si continua a pressare con il Padova nelle retrovie. Il Macan che la spinge Udaz, forte. No. In questo caso è ancora Douglas che adesso sì che si fa vedere. Guandeline ora trova pronto Feverati presa bassa. E intanto si scatena Simone Zanella, allenatore del Padova, che chiama i suoi e giustamente gli dà anche la giusta carica, o meglio in questo caso anche qualche indicazione tecnica. Douglas. Ancora Prata, qua si va indietro dalle parti di Boin, pressato. Qui bravo anche Udaz perché
è riuscita a intendersi in un momento difficile Ehi. con Spadafora. Si scaldano gli altri. Ancora qualche momento. Non è d'accordo il Padova. Non è d'accordo Tumiatti. Partita spigolosa a tratti, ok, tra Prata e Padova. E il Padova sa di averne meno, quindi la mette un po' sul lato fisico, Sul lato molte fisico, volte. sul lato mentale. Esatto. Attenzione, Cambio della rimessa. cambio della rimessa, questa cosa qua non andava. 1 minuto e 44, momento buono per il Padova che in questo caso ha una opportunità per andare in avanti, poi c'è questa progressione da parte di Tumiatti. La manca per fortuna Varotto, la manca di un soffio. Ancora Tumiatti, uno dei più propositivi, contropiede, qua c'è il fallo da parte di Varotto, c'è il cartellino, c'è il cartellino per Varotto. Secondo ammonito dopo Iabre. Fallo veramente brutto questo di Varotto. Stava ripartendo il Douglas. e quindi l'ha fermato. Esce Udac. È uscito Udac. Rientra Davide Zecchinello, sì, esatto, esatto, grazie. Però potrebbe entrare, no, entrerà alla prossima azione anche Capitan Buriola, catechizzato da mister Sbisà, che lo sta veramente, gli sta dando una marcatura uomo, come si dice. Nel frattempo si è posizionato Audac, Anza, direttamente a fianco di Feverati. A infastidire il portiere del Padova. Zecchinello che riceve palla, un continuo dai e vai con Douglas, Guandeline. Bella questa idea effettivamente, però palla sporcata e Feverati che appena, attenzione, bella questo tentativo di Tumiatti. Stavo dicendo con Feverati che cerca sempre questo lancio lungo, l'ha fatto anche in questo caso, anche se questa volta è stato più pericoloso il Padova, con Tumiatti che da sinistra può far male. Andiamo avanti, è entrato Buriola. Zecchinello, 1 minuto alla fine di questo primo tempo, poco più 1 minuto e 1 secondo. Zecchinello, ben pressato da Zanardo, calcio d'angolo per il Prata che vorrebbe batterlo subito, invece no, temporeggia. Il tentativo per Douglas, lo stop, il tiro, la palla che gli rimbalza addosso, attenzione al contropiede del Padova, il Padova che si fa vedere con fermato, Padova, e ancora con il tentativo di Zanardo a cercare Iabre. E ancora con il Padova, con Tumiatti questa volta da dietro, niente laterale. Il nostro pressing alto sta andando bene. 40 secondi, abbiamo anche alcuni risultati. l'Udine City batte il Sedico 2-1, quindi risultato importante per la Friulana. 3-3 tra Belluno e Palmanova, e la Luperense batte il Futsal Giorgione 3-2. Bene, torniamo agli ultimi secondi. Buriola si gira, non trova l'aggancio. Tra l'altro ci segnalano il gol anche di Cocchetto in Luparense Giorgione 3-2, oltre alla doppietta di Guidolini. Cocchetto ex del Maccan Prata. Ripartiamo con Boin. Prendono un po' fiato gli uomini di Sbisà. Noi quando riprendiamo fiato? Tra poco. Tra poco anche noi. Davide Zecchinello. Nell'intervallo. Vi posso assicurare, se avete acceso adesso televisione, app eccetera eccetera, che è una partita molto intensa, 1-0, ma anche sofferta, con un Padova che è ben messo in campo. Douglas a sinistra, Douglas, il tentativo ancora Iabre, attenzione a questo cost to cost, Iabre fa tutto il campo, Iabre cade a terra, c'è il fallo, finisce 20 secondi. Che cosa ha fatto Iabre? Una progressione impressionante alla UEA praticamente. Esatto. Davvero una grande cavalcata per lui, cade a terra, adesso tutto bene, l'abbraccio sportivo con Boin. Finisce il primo tempo 1-0 Maccan. Termina il primo tempo qui al Palaprato, 1-0 di Zecchinello Simone del Maccan Prata Calcio 5 sul Padova Calcio a 5. Mandiamo gli atleti negli spogliatoi per un tè caldo o per una bibita fresca, e noi con la diretta rientriamo tra una decina di minuti.
rientriamo al Pala Prata per il secondo tempo di Maccan Prata calcio 5, Padova calcio 5, con il Maccan in vantaggio dopo un primo tempo soffertissimo contro il Padova. Gol di Simone Zecchinello. Non aveva ancora segnato in questo campionato, quindi si aggiunge anche lui al tabellino dei marcatori. Ne aveva già fatti 3 in questo avvio di campionato il fratello Davide, e quindi è il 16° gol per il Maccan Prata in queste prime 4 giornate. Come hai detto tu, 1-0. Secondo tempo vedremo un po' se il Padova offrirà qualche spazio in più, perché davvero è stato molto difficile trovare la giocata vincente. C'è stato anche qualche tentativo buono da parte del Padova, ma ovviamente in porta del Prata c'è un certo Boin, che anche oggi ha guadagnato il gettone nel migliore dei modi. Ecco, ricordo che parte adesso il sondaggio del MVP, il miglior giocatore della partita. Quindi tra poco ci saranno i giocatori. Intanto c'è questo tentativo come prima, come nel primo tempo, un lungo lancio di Feverati. Intanto dagli altri campi abbiamo detto i finali: Cornedo batte TM Gran Giorgione 2-0, 3-3 tra Canottiere e Palmanova, 3-2 tra Gifema Luparense e Giorgione, Udine batte Sedico 2-1 e manca poco a Isola Vicentina, 1-1 tra Isola e Pordenone. Attenzione appunto al Padova, questo tentativo da parte di Iabre a cercare a sinistra Simonetti. Iabre, uno dei migliori, se non il migliore in campo del Padova, sicuramente nel primo tempo ha salvato tutto il salvabile, addirittura poi si è reso protagonista di un grandissima azione di cost to cost alla fine, però per fortuna del Prata non è andata a buon fine. Ecco, insieme a lui anche Feverati per il Padova a completare quello che è la difesa. Ma dobbiamo costruire nuovamente nel secondo tempo, chissà le informazioni che avrà dato Sbisà per i suoi, per capire se ha carpito dove poter entrare nella difesa del Padova. Prova continuativo, poi esce Feverati con una grande sicurezza e lancia ancora lungo. Attenzione a questo tentativo da parte di Zanardo, che prova il pallonetto, l'arbitro fischia il fallo su Boin. Ok, quindi più che il fallo sul Boin è stato un tocco con il braccio da parte del numero 10 Zanardo del Padova. Si riparte con il Maccan a costruire l'azione sempre dalla propria difesa. Guendaline, Douglas che è parecchio nervoso in questa partita. Douglas forse si aspettava qualcosa di più facile per lui, e lo abbiamo trovato anche nel primo tempo abbastanza nervoso nei contrasti. Attenzione, Contin la tira addosso Feverati. Questa era una grande occasione per lui. Comunque sì, concordo su Douglas, anche se a nord del vero è suo l'assist vincente per Simone Zecchinello del gol del 1-0. Ha fatto molto, però effettivamente sì, non ha sempre trovato la giocata giusta. Mi trovi d'accordo? In questo momento il Padova che ne approfittava sulla linea del fallo laterale alto, con a chiudere proprio Douglas, e nuovamente Douglas a metterla in fallo laterale. C'è stata quell'occasione lì per Contin, che forse ha titubato quell'attimo Iabre, attenzione che adesso anche in fase propositiva Iabre, la botta, che tiro da parte di Iabre, una sassata che però è uscita di meno di un metro, esatto, alla destra di Boine. L'atleta più pericoloso del Padova fino in questo momento. Intanto aggiornamenti a Isola Vicentina, sta per finire, ma il Pordenone è passato in vantaggio a poco più di un minuto dalla fine, quindi al momento sarebbe un'altra vittoria per il Pordenone, e ancora una volta Friulane protagoniste in questa giornata di campionato. Maccan ancora con la palla, con Audac su Douglas. Ancora tentativo di Audac, palla imprecisa, si fa sentire la fisicità di Zanardo, che guadagna nella rimessa laterale. No. Sì, invece sì, Zanardo, rimessa laterale per il Padova. Iabre, tra l'altro una giornata in cui si sono segnati pochi gol in questo girone di Serie B. Lancio ancora lungo, l'ennesimo lancio lungo da parte di Feverati, che comunque si è ben distinto nel primo tempo per tutta una serie di tentativi di respinte, tra cui l'ultima anche all'inizio del secondo tempo su Contin. Ancora Padova. No, ancora
Chiamiamolo McCann. Oggi veramente il derby delle P. Prata Padova al Pala Prata. PPP. PPP. Una partita stimolante. Ok, Douglas al terzo minuto del secondo tempo. Douglas, appoggio orizzontale, ancora Douglas al centro, cerca Audax e lo trova con questa sorta di spizzata a cercare nessuno, e poi la lettura sbagliata di Simonetta, rimessa laterale per il McCann Prata. Ancora il McCann, Audax la finta con Manzali, ce la fa ma con un rischio, anche perché Iabra si fa sentire la sua presenza e perde palla. Attenzione ancora Audax, qua deve fare un grande lavoro Audax, che rischio, e poi perde la palla, rimessa laterale in favore del Padova. Subito Zanardo che si fa sentire, attenzione a Manzali, il tiro, il calcio d'angolo. Ha voluto fare strafare un attimino Audax, doveva un attimino alleggerire prima nell'azione, perché sappiamo che queste azioni qui poi portano a dolori, allora è sempre bene alleggerire l'azione, non giocare di egoismo. Ultimo aggiornamento dagli altri campi e poi fine, vittoria del Pordenone sull'Isola 2-1. Ancora torniamo in cronaca in questa partita tra McCann e Padova, 1-0. Il momento resiste il risultato del primo tempo, il vantaggio è maturato al 17esimo minuto del gioco del primo tempo con Simone Zecchinello, però attenzione qui a Manzali, la finta che mette a sedere, qui è stato molto pericoloso Manzali, che nel primo tempo ha giocato a spezzoni, invece in questo secondo tempo assoluto protagonista, con un'arma nel motore in più oltre a Iabre, che sicuramente in questi minuti si fa vedere. Contropiede, attenzione McCann, Douglas, attenzione, Contino! L'ha sbagliata, occasionissima per il Busta. Riparte. Per chiudere, attenzione, poi qua palla persa, attenzione. Contropiede non del ci Padova. voleva, 3 contro 2 il Padova. Manzali, il tiro deviato in calcio d'angolo, ma che palla! Quello di Contin. Che grande opportunità per lui, ipnotizzato probabilmente da Feverati. Ha perso troppo tempo, gliel'ha tirata addosso. E attenzione al Padova, attenzione perché qui ha spazio Zanardo, per fortuna la palla esce. Ancora il McCann a sinistra, contropiede. Il secondo tempo è iniziato come il primo, ancora Feverati su Douglas e c'è il contropiede del Padova, no, interrotto. Mamma mia, che partita! Non c'è un attimo di tregua, né da una parte né dall'altra. Contin, che è il secondo gol che si fa parare da Feverati in questo secondo tempo, secondo tiro che poteva essere almeno uno dei due portato a termine. Anche perché in questi 5 minuti non c'è stato un tiro in porta al momento del Padova, invece il McCann ha avuto 2 grandi opportunità. Attenzione, Douglas sulla sinistra, tiro sporcato, rimessa laterale per il Padova. Esce Manzali, che ha fatto 5 minuti a grande ritmo, di grande show per lui, che ripeto non è neanche giovanissimo. Qui sbaglia Feverati, non si intende con Varotto. Attenzione, questa può essere l'opportunità. Zecchinello, ce la mette salvato. Cosa ha messo? È la respinta della partita di Feverati. Portieri assoluti protagonisti in questa partita, davvero no, non c'è stato un attimo di tregua per i due portieri. Tra l'altro Feverati, che ha anche una carriera al Kamed Dosson, quindi una certa esperienza per lui, nel 97. Preso in controtempo Douglas. Attenzione il pressing su Feverati, che deve svirgolarla. Tanto lavoro per tutti, anche per l'addetto stampa, che sta facendo davvero un grande lavoro a ritmi molto intensi, perché c'è da tabulare molto in questa partita. 1-0 tra McCann e Padova, un gol solo ma tanta adrenalina. Tanta adrenalina, tanto momento. Adesso questa può essere un'opportunità. Douglas, attenzione, Guandeline, la palla alta! E siamo a 4 palle nitide in questo secondo tempo. Calcio d'angolo. Qua c'era il tentativo di Guandeline alla ricerca del suo secondo centro stagionale. Qui la palla gli arriva vicino, però era tirata veramente deviata. La palla arriva, sì, ok. Rimessa laterale per il McCann. Spatafora.
protagonista di un grande primo tempo, uno dei migliori secondo me del Prata. Palla che arriva addosso a Mingardo in panchina, qua però sbaglia il Macan, rimessa laterale, battuta da Varotto. Non se l'aspettava Spatafora. Varotto, Tumiatti. Anche loro in questo momento poca lucidità anche da parte di Tumiatti, che va a incrociare ma non trova il compagno dall'altra parte. Anche Tumiatti ha fatto una grande prestazione perlomeno nel primo tempo, cercando di farsi vedere soprattutto sulla fascia sinistra, classe 2000, quindi non gli manca la personalità. Spatafora a sinistra, si ritorna ancora a destra per Zecchinello, ancora Spatafora, uno dei punti di riferimento, uno dei perni, però qua si perde la palla con Douglas, rimessa laterale per il Padova, fortunatamente non da zona pericolosa, però comunque la palla è dei giocatori in maglia rossa. Tentativo probabilmente esagerato da parte di Simonetti, che prova a portarsi in avanti il pallone, questo duello, ma ovviamente non va a buon fine. Ancora Macan, tentativo di Spatafora, stava uscendo il pallone, qua Spatafora poi se n'è accorto col sinistro, incrocia e ha fatto suo la sfera. Douglas che tiene palla, dall'altra parte c'è Anza Oudaz che tiene palla, la ridà poi a Douglas, quindi cerca un movimento Douglas, un tiro sporco deviato se non sbagliamo da Varotto. Sì, Varotto. E quindi messa laterale ancora per il Macan. Macan che spinge nuovamente, 4 tentativi, 4 occasionissime da gol, tutte salvate da un Feverati in giornata di grazia quest'oggi. Douglas, palla corta nuovamente per Guandeline, palla bloccata da Feverati. Ha fatto un tunnel cercando di sorprendere Feverati, palla che finisce fuori dall'altra parte. Feverati lancia lungo, non raccolgono gli attaccanti del Padova. Vado a memoria, forse è stato un paio di circostanze in cui i giocatori hanno raccolto, però effettivamente non va tanto a buon fine questo rilancio. Per il resto poi nulla da dire, che continui così, insomma. Vabbè, certo, sicuramente. Attenzione, no, lungo non in questo caso meno per noi, perché il tentativo da parte di Audaz a cercare Spatafora troppo lungo. Spatafora recupera palla, però gioca indietro Zecchinello. Abbiamo spazio. Spatafora. Abbiamo spazio per avanzare. Audaz, Zecchinello non è Guandeline, non Audaz. Ragazzi dall'altra parte. Si parte dalla zona bassissima, che rischio qua Zecchinello, veramente a innescare il portiere tra un po'. Guandeline, toccato, calcio di punizione per il Macan Prata, fallo di Varotto. Che deve stare attento Varotto perché è già munito. Ed è uscito Simonetti. Attento Varotto, riprendiamo con un calcio di punizione con Spatafora. Praticamente una rimessa laterale, poco più. Si gioca per vie centrali Douglas. Questa palla che poteva essere interessante, però è arrivata piuttosto lenta, quindi il Padova ha fatto buona guardia. Spatafora, entra Buriola, però esce anche Guandeline. Tentativo di Spatafora, niente da fare. No, è uscito Guandeline e non Spatafora. Per lasciare lo spazio a Buriola. Ancora 1-0, ci avviciniamo alla metà di questo secondo tempo. Lascia andare. Scorre, però ovviamente c'è anche un po' rammarico per quelle 3-4 palle nitide nel secondo tempo avute dal Prata per raddoppiare, non diciamo per chiudere l'incontro del Zecchinello, che svirgola! Qui però c'è il contrasto, riparte il Padova. Attenzione a questa opportunità per il Padova, la partita potrebbe incattivirsi qua, infatti ci sono un po' di maglie, l'arbitro deve intervenire e lo fa adesso, fischia, piccolo capannello avanti al direttore di gara, l'arbitro però che richiama i giocatori, chiamato il c'è fallo, anche una stretta di mano. Si sono chiariti, fallo del Padova, terzo fallo del Padova in questo secondo tempo, e la palla prima vista nitidamente presa da Feverati fuori dell'area, non l'ha pensata così il secondo arbitro Girotto vicino alla palla, quindi si è proseguito.
ancora Prata. Diciamo che nei primi minuti del secondo tempo il Padova aveva cercato di farsi vedere di più dalle parti di Boini, invece in questo caso torna ad arretrare un po' come grosso modo tutto quello che abbiamo visto nel primo tempo. Tentativo sembra di giocare, Douglas. di giocare con il portiere in movimento, perché il Padova resta sempre chiuso lì dietro. Nuovo schema con Zanin, Feverati si porta da questa parte. Attenzione, vediamo se viene chiamato. No, non viene chiamato. Douglas, la sassata. Douglas, Feverati era fuori dai pali, si poteva un attimino ragionarla diversamente. Beh, facile da noi in commento, questa cosa è un po' più complicato per loro che sono in campo, che la vedono da un altro lato. Ancora altro tentativo molto lungo, un rilancio lungo da parte di Feverati a cercare Varotto. Buriola che la mette fuori. Questa volta è Tumiatti che batterà questa rimessa laterale, chiama lo schema. Attenzione perché si fa vedere Coledan al centro, però richiama anche Zanin, infatti la palla per Coledan ancora per Tumiatti, la palla a destra cade, ma tentativo, si dispera a suo modo Tumiatti, probabilmente perché cercava l'inserimento del compagno, probabilmente di Varotto. Ancora McCann, sinistra per Douglas, il tacco, tenta tanti complimenti a cercare Spatafora Zecchinello, Douglas ancora per Zecchinello, non lascia spazi il Padova. Al centro Buriola, palla sbagliata, rimessa nel fondo per il Padova. 9 minuto di gioco nel corso del secondo tempo, 1-0. McCann sul Padova, un'occhiata anche ai falli, 0 al momento quelli di McCann, 3 quelli del Padova, quindi si accende un po' la spia nel motore del possibile bonus. Attenzione. Buriola, capitano, che poi cade. L'arbitro fischia, non ci sono provvedimenti, ci scusa, e questo sì, vabbè, è stato veramente un fallo di gioco, anche perché senza cattiveria. Va detto anche che è un arbitro che cerca molto dialogo, ci sono stati 2 cartellini, questo cenno di, diciamo, di discussione animata all'inizio del primo tempo, Moniti, Douglas e Iabre, poi Nevarotto, attenzione, Guandeline, la palla che va addosso, è un tiro al bersaglio, un tiro a segno. Feverati praticamente. Feverati che nulla da fare, non ci sta mettendo di tutto e di più. E poi esulta giustamente come un gol, ha ragione a farlo. Ripartiamo. No, questo caso si ferma. Opportunità, prova Buriola, attenzione il tiro di Coledan. Boin è lì, pronto. Quarto fallo del Padova. E c'è anche sta per arrivare un cambio sicuro, forse anche 2, perché è pronto a entrare Hamza Odac. Dialoga sempre il McCann. Probabilmente un cambio solo, probabilmente. Avanti. Ancora un tentativo, attenzione, la palla vaga, la tira ancora, Buriola! Capitan Buriola per il 2-0. Il gol del capitano a rimettere la barca sulle giuste acque, sulle acque più tranquille dopo una tempesta di tiri che venivano respinti circostantemente ogni volta da Feverati. Questa volta nulla da fare per il portiere, raddoppia il Prata nel momento di forcing della squadra giallonera, 2-0. Sì, ci stava tutto, insomma, meritatissimo. Attenzione, qui Buriola lanciato bravo a coprire qui. Ci stava tutto assolutamente con l'impegno messo dai ragazzi in questo secondo tempo. Le finte, mamma mia, cosa ha fatto Zanardo! Cosa ha fatto anche Boin? Cambia il volo, esce Buriola, autore del gol, stretta di mano per lui, entra Contin che deve farsi perdonare qualcosa, soprattutto all'inizio del secondo tempo. Vabbè, anche lui ha voglia di trovare lo spazio. Contropiede, ecco. Contin, fermato da Zanardo. Questa volta il Padova sta accelerando sul recupero della palla, ma deve stare attento a non fare falli, perché ormai è veramente lì corto col quinto fallo.
Audace! Vabbè, Comunque, la prende malissimo. stavo pensando, emblematica l'esultanza di Buriola prima, braccia allargate in stile Zlatan Ibrahimovic, ma anche della serie era ora, anche perché il gol è arrivato dopo una serie di carambole. Intanto attenzione perché entra nuovamente Jabre nel Padova. Beh, abbiamo avuto anche l'astuzia di fare gol quando non c'era Jabre in campo, perché è un armadio in difesa e un armadio anche in attacco. Attenzione, la palla va su Boin. Non ho replay, se non ero il primo è arrivato con lui in campo, se non ero, però il secondo, attenzione a questo contropiede, Zanardo è sulla corsa, bravo in questo caso Contin a non dargli soluzioni. Il tacco quindi, il tacco non ha funzionato, se l'è lasciata poi cerca passare. Contin, Audace vuole cercare una soluzione veloce nel corridoio verticale sulla fascia. Altro cambio tra poco perché Simone Zecchinello sta facendo un po' di riscaldamento. Tentativo di Zanardo, blocca Boin. Cosa fa Boin? Audace, le finte Audace, tutto molto bello. Tiro meno però. Sì. Tranne il tiro finale che va a finire a lato e la palla torna nelle mani. Ah no, è nelle gambe, fallo laterale. Jabre per la rimessa laterale all'altezza circa del calcio d'angolo, si pressa alto. Palla, attenzione Audace, cosa ha fatto? Jabre. Si è trovato lì. Si è trovato, vabbè. Però è anche Ha quello girato. Conta, la posizione. Assolutamente, prova il tiro. Ancora! Audace, vediamo cosa fa. Però si fa trovare sempre lì anche Feverato, incredibile. Da Feverati e Jabre siamo veramente... Feverati l'ho singolarizzato, ma è plurale anche perché vale più di un giocatore. Attenzione, Audace, tiro bloccato, sente la presenza di Zanardo, palla dietro, riparte. Audace rischia troppo, qua dovrebbe passa. Attenzione, tiro ancora sì, Feverati in questo caso più centrale, sul tiro di Jabre, sul tiro di Spatafora. Zanardo, azione veloce, attenzione che combatte in qualche modo, contropiede per faccia. Contropiede, aspettiamo troppo. Potevamo andare. Sì, poteva esserci una buona opportunità, ha voluto un attimo seguire la filosofia allegriana. Contin, palla che lì. No, rimane lì. In attacco. Attenzione, Manzali qua deve intervenire, bravissimo Audace che prova a recuperare palla anche a signor Jabre, ma c'è ancora il Padova. Jabre, attenzione a questa opportunità per il Padova, non lasciate questo spazio. Che rischio, ha chiuso bene Boin, hanno chiuso, si dispera Jabre, grande opportunità per il Padova, probabilmente la prima di questo secondo tempo per la formazione ospite. Guardeline tira addosso Feverati. No, facciamolo semplice, gli tiriamo direttamente addosso, che così non ci rammarichiamo. Flipper. Sta per entrare Davide Zecchinello, magari al posto del fratello. Vediamo. No, la lascia andare. Pensava il tocco da parte di Jabre. No, non è così. Rimessa dal fondo per Feverati. Un po' di riscaldamento anche per alcuni giocatori del Padova, che probabilmente rileveranno qualche giocatore stanco, magari Manzali o Jabre non credo, perché comunque è un giocatore che è fondamentale. Non che non lo sia Manzali, però davvero Jabre è giganteggiato in tutti questi 35 minuti quasi di partita. Col Maccan che vince 2-0, ricordiamo le reti al momento, il 17esimo del primo tempo. Simone Zecchinello e al quinto Buriola, attenzione al Padova qui, bravo Audace a fermare l'azione. Calcio d'angolo per il Padova, si porta Simonetti. Audace Jabre, attenzione a Manzali qui, ben vigilato. Riparte, dai. Contropiede, non fare questo. Attenzione, non questo. La palla è fuori, non si possono regalare questi palloni. Dobbiamo rimanere. Jabre che dobbiamo è rimanere velenoso in da campo. lì. Il tacco addirittura di Douglas che però va a buon fine. Douglas cade a terra, calcio di punizione contrastato, scammentato da Jabre. Quinto fallo. Adesso
chiamato il time out da mister Sbisa. Tutto questo quando mancano 6 minuti alla fine, 2-0 per il McCann sul Padova. E durante il time out ricordo a tutti i bambini presenti qui alla Palla Prata di non andare via alla fine, perché ci sarà un gadget offerto da Acqua Dolomia. Durante il time out chiamato da mister Sbisa. Al termine della partita i bambini presenti riceveranno un omaggio da parte di Acqua Dolomia. Non andate via. Tanto riceviamo una notizia fantastica, cioè... vabbè. Dal calcio a 11. Dal calcio a 11 della Serie A, dove il Verona è in vantaggio sulla Juventus, che vabbè. La testa, quando non c'è la testa, vabbè, non importa. Torniamo alla... L'importante è che ce l'abbia il Prata, questo esatto. È importante, ecco. Ancora 6 minuti e 30 scarsi da giocare, con mister Sbisa che sta dando le informazioni necessarie anche per battere questo calcio di punizione, che è il quinto fallo del Padova in questo secondo tempo. Tra poco si aprirà anche il sondaggio MVP. Qualche nome ce l'ho, però termina il time out. È il primo time out di questo secondo tempo, col Padova che ha collezionato 5 falli, e quindi dal prossimo il McCann beneficerà del tiro libero, un modo anche per respirare, perché la partita è in... cioè, dire discesa è un parolone, perché il Padova è molto, il Padova è ben organizzato, attento, quindi bisogna stare molto attenti a non concedere spazi, così come stava per accadere qualche secondo fa. Punizione da lunga 388 distanza. secondi ancora da giocare. Pensavo 388 metri la rincorsa. No. Anche quella, perché vedo che Audax prova il servizio per Zecchinello. Niente da fare. Manzali in un corridoio strettissimo, qua rischia di farsi male anche. Manzali andando addosso al cronometrista, alla postazione cronometrista. Oriola ha chiuso magnificamente. Prata che guadagna attenzione, Douglas si allarga, Feverati che non gli lascia spazi, e quindi la palla è alta. Qui Feverati che lancia, però quasi casca, non so se era l'effetto voluto quello del portierone del Padova. Comunque palla ancora in possesso dei suoi compagni, con Simonetti da sinistra che però perde palla. Attenzione a questo contropiede, McCann, Douglas, Zecchinello! No, non ci credo, ancora una volta. Però i palloni arrivano, perché abbiamo detto nel primo tempo un Padova molto ordinato che non lasciava spazio, adesso qualche spazio lo lascia, però certo finché il pallone non sorpassa il portiere e non si infila nel sacco non cambia il risultato. La Glass la lascia andare, è rimessa laterale per il McCann. Sul fondo a cercare Zecchinello, che però arriva tardi, guadagna qualcosa. Sì, una rimessa laterale battuta da Douglas. Il tutto quando mancano 5 minuti e 30. Zecchinello ancora perde palla. Probabilmente forse qua c'è un'azione probabilmente strattona qua, dobbiamo dirlo. Però l'arbitro fa proseguire. Attenzione, Manzali qua cade. Calcio di punizione, primo fallo per il McCann. Si sbraccia Manzali della serie, e allora però Manzali adesso recupera palla. Attenzione, e questa opportunità, la palla sporca per Manzali, Murata, e qua forse c'è anche un braccio in un'azione convulsa. Manzali cade a terra, il tentativo poi di Guandalini che manda fuori. Abbiamo visto di tutto, probabilmente anche un braccio, però davvero la palla era vicina. Rimessa laterale per il Padova. C'è stato un po' di confusione anche per quanto riguarda la Tumiatti, tiro sporcato, vediamo, no? E infatti chiede il calcio d'angolo, infatti lo tiene. Boina, ha cercato di recuperare il pallone, di recuperare qualche secondo. Attenzione, ancora Douglas tra due, deve uscire Feverati. Ok, ringraziamo anche la regia e lo staff tecnico sempre presenti in questa partita alla Pala Prata. Siamo arrivati al 15° minuto di gioco del secondo tempo, 2-0 per il McCann, un gol per tempo al momento. Ha provato la finezza, troppo lontano Audac per poter, anzi no, era Gwendalin
per poter andare a prendere la palla. Entra Cabral, se non erro è il suo esordio in questa partita, esce Manzali. Magari anche sfuggita in questo continuo movimento di giocatori e di sostituzioni che ci sono da una parte e dall'altra. Comunque grande minutaggio invece per Manzali, soprattutto nel secondo tempo. Poi un giocatore che va anche dosato perché ha 43 anni, anche se sa ancora dare grande contributo. Attenzione al Padova, il tiro, fuori il tentativo da parte di Cabral appena entrato. Ogni tanto ci resta questo brivido che arriva. Buriola sulla sinistra, bloccato sempre da un inossidabile Jabre, attenzione che effettivamente nel secondo tempo però ho un dubbio se ha fatto di più Jabre o se ha fatto di più Feverati, perché nel secondo tempo Feverati ha fatto grandi cose, però sicuramente Jabre ha tenuto a galla i suoi, ha fatto più che il possibile, quasi l'impossibile. Buriola, Spatafora, attenzione, balla questa palla Buriola, Feverati ancora, Zecchinello cerca di farsi vedere, Buriola prova a farsi vedere ancora lui, niente Feverati, lancio lungo, l'ennesimo a cercare il tentativo da parte di Tumiatti, poi spazzata. Il secondo time out questa volta chiamato dal Padova. Ricordo a tutti i ragazzi presenti il Palaprata che al termine della partita ci sarà un omaggio per tutti quanti voi offerto dall'Acqua Dolomia qui al Palaprata. (2-0), 4 minuti e 07 da giocare, con in questo momento inquadrata la squadra di Zanella Simone, il Padova Calcio 5, che ha dato molto, ha difeso moltissimo, ha fatto una partita di grande difesa con un grandissimo Feverati che ha salvato penso quantomeno 5-6 palle gol, e Jabre che ha messo il piede dove poteva per fermare l'attacco del Maccan che sicuramente non vuole accontentarsi, vuole continuare nelle sue azioni d'attacco. Termina il secondo time out, 1 per parte. In questo secondo tempo 4 minuti ancora da sofferire, lo possiamo dire, perché comunque sì, è vero che il Maccan vince 2-0, però è una partita molto, molto delicata, con un Padova che in questo momento in classifica è ancora a 0 punti, però è una squadra che davvero si sta facendo vedere. Attenzione adesso che abbiamo il portiere di movimento, che è lo stesso portiere Feverati, che si porta in avanti, Jabre, e palla appunto Feverati, primo pallone toccato fuori dai pali per Feverati. Jabre al centro, Simonetti, questo tentativo però molto bravo, Spatafora, uno dei se non il migliore nel primo tempo, però ha dato il grande contributo anche nel secondo. Jabre tiene palla, i secondi passano, buon per il Prata, 3 minuti e 40 secondi al termine di questa contesa valida per la quarta giornata di campionato, girone C, Serie B, Maccan Prata Padova. Passano i secondi, ancora il Prata che chiude, si fa vedere il portiere di movimento, poi ovviamente col portiere fuori ci potrebbe essere anche un tentativo di sorprendere la difesa del Padova, esattamente come è avvenuto 2 settimane fa contro il mitico, il gol di Stendler alla fine, il gol del 4-1, però adesso è il momento ancora di soffrire. Spatafora che difende, palla al Jabre che riceve da Feverati, Jabre scarica a sinistra per Simonetti, ancora Jabre, 3 minuti alla fine di questa partita, e Simonetti che riceve palla, attenzione al Maccan, l'arbitro fischia, rimessa laterale per il Maccan, quindi il Padova che arretra subito con il portiere, proverà a farsi vedere una volta conquistata la sfera per tentare il tutto per tutto. Spatafora forse controlla con un braccio, l'arbitro fa proseguire, il Padova manda fuori, rimessa laterale per il Maccan Prata, 2 minuti e 45 secondi. Scorre il cronometro, chiede Douglas, chiede la palla, è quella che arriva da Boin, chiama lo schema numero 4 che noi non sappiamo qual è, lo sapranno loro. Continua il Maccan nella sua azione partendo dalle retrovie. Ancora Jabre, Douglas, Buriola
Balla questo corridoio, Spatafora! 3-0 Macan. E vai con Oscar Spatafora a fare il 3-0. E anche Oscar Spatafora timbra per questa giornata, ma soprattutto timbra per il campionato, primo centro per lui esattamente come per Simone Zecchinello. E il solo Buriola, l'intruso di oggi, perché aveva già segnato nella seconda gara di campionato, la prima in casa, quindi molto bene. Tutto meritato, un 3-0 ampiamente meritato per quello che i ragazzi di Sbisà, gli uomini in giallo, hanno fatto vedere durante tutta la partita. Concentrati, non sottovalutato l'avversario e lottato su ogni pallone. Questo 3-0 ci sta tutto, mancano ancora 2 minuti e 16 da giocare. Lavoro in più anche per l'addetto stampa che ha preparato gli MVP del Macan e dovrà aggiornarli precipitosamente. No, non li dovrà riaggiornare perché ormai è che un sondaggio. Comunque abbiamo Boin, Buriola, Douglas e Simone Zecchinello. Votateli nella pagina Facebook del Macan Prata quale di questi 4 è l'MVP di oggi. Ripeto, Boin, Buriola, Douglas e Simone Zecchinello. Io inserirei anche Jabre Amza degli avversari, perché l'MVP non è solo per il Macan ma è anche per gli avversari. Tra Amza e Feverati, sì. Io un pensierino ce lo farei, perché veramente se hanno merita, anche se stanno soccombendo. Attenzione contropiede Macan per chiudere in scioltezza. E qua Feverati. L'ho appena detto. Qua effettivamente mi fa venire un grande dubbio, perché tra i due inizialmente avevo detto Jabre, però effettivamente l'MVP in questo caso se lo giocano in due del Padova. Per quanto riguarda invece il Macan abbiamo una scelta ampia. Comunque davvero grandi complimenti al Padova, perché ha fatto una grande partita. Adesso diciamo che è scesa anche un po', scesa l'adrenalina. Tentativo, e qui Boin con il piedone dice no. No, non ci vuole anche stare. Perché in tutto questo è vero che il Macan ha subito soli 4 gol nelle prime 3, però ha sempre subito un gol, quindi Boin vorrebbe chiudere almeno una partita d'imbattuto. Non male per un calcio a 5 che nella giornata di oggi sembrava molto più una giornata da calcio a 11 con pochi gol. Attenzione al tentativo da fuori, si dispera qua Hamza Audac alla ricerca del suo primo gol della partita, il secondo in campionato. Hamza Audac rientrato dopo 2 settimane di stop, la rovesciata da figurine panini di Zanardo. Palla fuori. Bravo, bellissimo gesto atletico. Poco più di un minuto da giocare, 3-0 del Macan. Zecchinello si allunga il pallone. Buriola adesso scende un po' l'adrenalina, per fortuna mi verrebbe da dire, perché è davvero stata una partita molto tirata per tutto il primo tempo, perché il Padova ha chiuso molti spazi. All'inizio del secondo tempo il Padova ha lasciato qualcosa in più, però i tentativi da parte dei giocatori del Macan si sono scontrati davanti alla muraglia che difende i pali, tale Feverati. 50 secondi alla fine di questa partita, il tentativo ancora di Feverati, palla fuori, mancano 47 secondi, quindi ci avviamo praticamente alla conclusione di questa partita, però sarebbe bello anche chiudere senza subire gol, proprio a testimonianza di questa solidità acquisita nel corso di queste giornate di campionato. Attenzione, Audac. Frattempo vediamo la chiusura del sondaggio. MVP di Macan Calcio 5 Padova è Simone Zecchinello, votato voi da casa. Questo riceverà il premio MVP, Most Valuable Player. Simone 20 secondi, Padova che ormai adesso riposa in campo, ma davvero ha speso tanta energia in questa partita, così come il Macan, che però è in gestione. 10 secondi, 9 secondi, 8, ormai siamo praticamente in conclusione, possiamo fare gli ultimi commenti. Quarta partita, quarta vittoria per il Macan Prata, primato ancora una volta. Non abbiamo adesso la classifica, però comunque il Pordenone che si fa vedere, è complice la sconfitta dell'Isola, e quindi esulta il Macan Prata, vittoria per 3-0.
Direttamente dal Pala Prata, il Macan Prata Calcio 5 va a regolare il Padova Calcio 5 con un netto 3-0. Gol di Zecchinello Simone, Buriola Andrea e Spatafora Oscar. Primato solitario, quarta vittoria consecutiva per il Macan che si porta in testa alla classifica e incomincia a dare solidità alla propria stagione. Ricordiamo ai ragazzi di non andare via. E il voto da casa dei tifosi, degli appassionati, ha votato Zecchinello Simone MVP, Most Valuable Player della partita. Un ringraziamento dai tifosi, un ringraziamento dai persone a casa, un ringraziamento da tutta quanta Prata per questo solido Macan che continua a giocare di testa, di cuore e di gambe. Alessio. Bene, allora è stata molto sofferta soprattutto nel primo tempo, però dopo alla fine è emerso il valore ancora una volta del Macan, quindi una vittoria giusta, una vittoria meritata del Macan che resta ancora in testa al campionato ed è una bellissima soddisfazione anche per Boin che tra l'altro chiude la partita senza subire gol. Esatto, questo è un'altra nota positiva perché si dà ancora più solidità a quello che è il risultato di oggi. Il Macan vince, rimane in testa alla classifica. Adesso vediamo se abbiamo la classifica aggiornata in tempo reale. Nel frattempo possiamo dire che ci sarà il prossimo impegno del Prati in trasferta in quel di Sedico. Poi altra partita interessante, il primo derby regionale contro il Palmanova. Macan in testa con punti 12, al secondo posto l'Udine City con punti 10, terzo il Pordenone con punti 9. Poi segue il Palmanova punti 8 e i Canottieri Belluno. Tutte le friulane in testa. Eccole qui inquadrati i ragazzi a festeggiare questo risultato importante. E sicuramente da casa anche Stendler Thielen. Sì, grande regalo anche per lui. Che oltre a festeggiare l'arrivo della figlia Vita, eccoli qua. Un urrà corale per il Macan Prata che ringrazia i suoi tifosi quanto sono mancati l'anno scorso, no? Per tutto quel periodo segnato dall'emergenza sanitaria che lo è ancora, però ovviamente con il giusto distanziamento e le giuste norme igieniche permette di riavere un po' quel calore umano che mancava ormai da quasi 2 anni. Ringraziamo anche il Padova per aver onorato alla grande l'impegno. Grande solidità in difesa, ma purtroppo difendersi non basta per poter vincere le partite. E quindi l'impegno del Macan è tra una settimana contro il Sedico. Abbiamo detto che oggi ha perso 2-1 con l'Udine. Noi invece ritorneremo per Macan Prata TV tra 14 giorni nell'impegno contro il Palmanova. Bene, da Roberto Bertolo e Alessio Tellan, buona serata a tutti, buon calcio 5 e arrivederci tra 15 giorni qui dal Pala Prata. La tiene Stendler, tiro! Alzirati Camilla! Gol! Viola ed è l'altra! Camilla al centro!